Il tetto in legno distrutto, qualche vetro rotto, il bagliore delle fiamme ancora davanti agli occhi e nella mente. La pioggia è riuscita a cancellare l'odore acre di fumo in via Vittorio Veneto, dove lunedì sera ha preso fuoco l'abitazione di Giovanni Zanella e dei suoi 10 cani messi in salvo proprio grazie al coraggio del 69enne. 25 pompieri arrivati sul posto per spegnere le fiamme, evitando che l'incendio causato da una canna fumaria potesse propagarsi alle abitazioni vicine. In paese non si parla d'altro e anche la notte scorsa, per chi ha vissuto quelle ore di paura, non è stato possibile chiudere occhio. La casa, per ordinanza del sindaco Luca Ferrazzoli, è stata dichiarata inagibile e Giovanni Zanella attualmente è ospitato in un bed and breakfast in paese dove l'amministrazione gli fa arrivare i pasti caldi garantendo assistenza domiciliare. Anche dei 10 cani si sta occupando il comune che conta a breve di trovare una sistemazione definitiva per loro e per il 69enne.